Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano ragazzi, siamo a Chicago, la città del vento, Chicago Bulls. Phoenix Suns, prima partita con il contratto di un anno. Ragazzi, Derrick Rose. Veneziano ormai si sta affermando nella National Basketball Association, il nostro record di 21 vittorie e 34 sconfitte. Purtroppo non è sicuramente un record devastante, però con calma magari lo possiamo un po' migliorare. 13-13 e mancano 4 minuti. Goran Dragic. Plumlee. Adesso ragazzi, rispetto all'altro anno, bravo, rispetto all'altro anno possiamo scegliere che le partite, ragazzi, visto che sono 82 partite, cercherò di scegliere da registrare le partite, quelle più, come si dice, indicate, quelle diciamo con squadre più forti e più divertenti, ecco, e che mi fanno guadagnare più punti per migliorare il giocatore. Ok, siamo con Madonna, contro Derrick Rose, contro l'MVP di 2 anni fa. Entriamo. Allo United Center di Chicago. No, Gioacchino ragazzi, è partito. Gioacchino nei rimbalzi è devastante. Nero. Come? Bravissimo per Lesson. E fa un errore clamoroso. Da solo ragazzi. Rose. Gasol. Bello che ammazza. Fadeaway di Paul Gasol. Vai come. Relax, relax. Brutta palla persa subito. Dura con Chicago ragazzi, è dura. Eccolo là, fallo di Plumlee. Vai. Vai come. Ottieni il fallo. Non so come, ma ho ottenuto il fallo, bene. Sfondamento forse. Costruzione, ecco. Attenzione Tolliver. Vai. Solo rete per Veneziano. El prodigio. Occhio Fiori. Marchiamoli bene Henry. Occhio Fiori. Butler. Buona difesa questa volta, buona difesa di Phoenix. Bravi. Dragic. Bravo, è bellissimo. Ragazzi, signori, questo è un assist d'alta scuola però, Steve Nash insegna, ragazzi. Steve Nash insegna. Bravissimo, comunque non mi ha dato buona difesa, però l'ho fatto sbagliare. Relax, Cooper, relax. Qua ho provato una cosa un po' impossibile. Spostato a guardia del corpo. Defense. Defense. Mirotic. Come fermalo. Buono. Più 2 Chicago. E beh, Chicago è abbastanza dura a vincere.
2 punti e un assist finora, un bottino un po' misero. Attenzione! Orribile questo tiro, orribile. Tiro veramente orrendo. Bello. Male, partita non bella sinceramente, allo United Center di Chicago. Niente da fare, seconda palla persa, niente, per Chicago è devastante. Scusate Fiori, ma primo quarto veramente horrendous. Vai che arriva rimbalzo, meno male. Primo tempo inguardabile, 3 palle perse. Non riesco a trovare il bandolo della matassa. E il QVK. Il QVK, perdiamo di bene, perdiamo di 9, molto bene. Ma va a cagare però. C meno addirittura. Devo darci una svegliata come. Dragic. Dai cazzo. Mamma mia, stiamo attaccando malissimo. Mirotic. Merda. Dai cazzo. Triplone. Mamma mia, in cielo. Bravo Tulliver. Ok. 3 palle perse sono tante però nei minuti che ho giocato. Fallo. Mamma mia che brutto fallo. Primo va a cagare, scoppia a battere, non riesco più a battere i liberi, bene. Ok. Chicago Landway, one dream. Vabbè, fallo, va bene, ragione te. Chicago gioca bene, poi anche in casa, è una squadra che punta ai playoff, noi puntiamo, non so neanche io a cosa, cioè. Speriamo di avere un'offerta da qualche squadra, devo giocare bene perché non arriviamo noi ai playoff. E il Cuba! Mi va in lunetta con il tiro libero supplementare che puntualmente sbagliamo. Liberi Fiori, devo migliorarli subito, Mirotic. Bravi. Dai. Defense. Però i miei compagni di squadra neanche in una vasca da bagno la mettono. Mamma mia, Fioi. Bello, ragazzi, Chicago c'è. I Bulls ci sono, ragazzi. Il cui prova a buttarsi, la rischia, è sbagliata. Stiamo giocando male, stiamo giocando male. Fanno quello che vogliono. Calma. Bravissimo come qua ha fatto una cosa geniale, geniale. Numero geniale come indiano. 60 del campo. Pensiamo a noi più che alla squadra che è troppo scarsa.
Merda, no? Ma che palle, però le mettono tutte, oh. Tutte le mettono sti porchi. Morris va a fare un salto alla tua madre che è una zoccola. Quanti erano? Riusciamo a fare un blocco giusto. Occhio Fioi. Fallo del Comendone che è nervoso. Errore dell'occhialuto. Henrik. Ci abbiamo veramente una pagella di merda. Il Come a sto punto fa tutto da solo. Il Come se ne fotte, fa da solo. Primo libero segno della linea della carità. 2 su 2, mangiatemi il cazzo. Dai. Deve fare tutto il Come, ragazzi. La squadra non esiste. Henrik. Mirotic. Merda. Merda, 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 merda. Vediamo. Ma peccatus. Fine primo tempo, 33-48. Male, male, male. Possiamo tirare i tifosi, ma dove? Ma dove? Ma le puttanelle, quelle qua. Cazzo, c'è una 3:58. In realtà siamo in ripresa. Siamo in ripresa. Ai ai ai. Rose. Mamma mia che bello. -7, tutto è ancora possibile. Vai, guardia, siamo ok. To continue getting to the free throw line as much as possible because he's pretty deadly once he gets there. That's what can take rookies a little time to learn, Steve. Knocking down your free throws is one thing. No, getting to the line with aggressive smart play. Merda, tiro di merda. Tiro veramente di cacca. Fai segnare, ma che cosa? Ma è colpa mia, porca puttana, se sono fenomeni, più 10. E il Come si lancia, perfetto, dai. Non male che ogni tanto la difesa vaneggia degli avversari. Sì, però bisogna che fermarlo, sto stronzo, eh. Bravo, beh, però qualcuno ha fatto un passaggio d'alta scuola, eh. Errore, ennesimo errore, Fioi, però che sport, cioè è veramente inaccettabile vedere una squadra che fa sti errori nell'NBA, eh. Rose. Rose, ciao. Niente da fare, niente da fare. Sono rimbalzi 24-35. Vai, vai, mongoloide. Triplone, il mongoletto qua. Occhio. Come giocano però, ragazzi, come gioca Rose. Bravissimi. Siamo tornati a -7. Pochi assist però.
Oh yeah. Mirotic. E gliel'ho rubata, Ma passamela subito. Bravo, non me l'ha data a me però. Siamo in rimonta, però. Siamo in rimonta. Rose. Bisogna marcare Rose, spariamo a Rose. Faccio a Rose. E il Kube la riprende. Solo Kube. Only Kube. E l'assist. Sì cazzo, yes. 9-0 in un minuto e 20. Nell'ultimo minuto e 30. Godo. Dai che siamo tornati in partita. Butler. Relax. Dai, mettila. Peccato. -3 però. -3 Beppe, -3. Vediamo, cercate di rimanere in partita. Siamo in vantaggio. Siamo in vantaggio, cazzo non ci credo. Partita molto bassa come punteggio, ma siamo davanti. Occhio. Rose. Marcalo. Ma cosa serviva a fare il fallo adesso? No, ma non ho parole. Ecco. Che mongoli che siamo. Ecco, 80 pari. Kube? Brutto errore. No, ti prego. Ma dai, questo però vedi. Questo è perché devi perdere secondo me. Cioè, mi dà un fastidio. Cioè, fatalità, triplone adesso. Bravo. Ma che sparo, non mi dà il fallo. Cioè, mi ha dato il fallo ma non ho fatto il punto. Ti prego. Sì. Dai, con il punto è fondamentale. Yes! Dai. Merda. Rose di merda. Vabbè, però, cioè ragazzi, cioè è infermabile. Non lo fermi Rose. Calma, come non far tutto da solo però. Vai Kube! Non ci credo. So sfigato però, che sboro, che sfiga. Oh. Basta. Niente, non ho ancora la capacità di poter da solo portare avanti la squadra. Va bene, dai, pazienza. Vai, ti prego. Manco mai. Rise as the quick shot. In un linguaggio comendiano, questo lo può capire solo il Comenda, Andate a cagare. Vai Kube. Vai Kube. Bravo. No. Dai. Devo giocarla un po' meglio questa puttana miseria. Rose da solo. Bye. 1 minuto e 16.
Bravissimi. Oh, questo è un bel canestro, anche se non la vinciamo, però amo queste azioni. Questo lo faremo tutta la partita, però. Io Rose, scusami, ma lo fermo neanche se spara. Neanche se spara Rose lo fermo. Buono Kume. Cazzo che stoppata. Da 3. Solo rete, cosa ha messo? Cosa ha messo Veneziano? Forse non so se era da 3, però non l'ho ben capita. Non so se era da 3, non lo so, però ho fatto un missile, ho tirato. Ho tirato un missile, cazzo, che Kume. Ragazzi, a me provano sempre quasi sui 20 punti a partita, Manca la squadra, voglio andarmene, fioi, non voglio lottare. Ma va a cagare, Boris sta sboro, coglione. Come si incazza, fa bene. Che schifo, che schifo. Vale, non prendono un rimbalzo. No, chiedo trasferimento, non interessa. Non mi interessa, non sono degno di giocare in una squadra così di merda. Tucker, Morris. Bravo Morris, bravo. Meno 4. Fallo del Kume. Buono. Bene. Basta, finita ragazzi, finita. Andiamo a casa con la consapevolezza che abbiamo fatto una grande partita. Alti 17 punti, 3 rimbalzi e 4 assist. Ma purtroppo non basta, la squadra è troppo scarsa. Vabbè. L'ho provato. Ma no, farfalla, ma è finita. Fammi andare a casa, come non lo odio. Quando la Boris la faccia la culattone raccomandato. Vai. Dai che è finita. Niente, andiamo a casa al center con la certezza che il Comedone è un fenomeno. Ah, anche il rimbalzo. E ho messo anche questa, grande come. Infatti finisce qua, Veneziano sta veramente dominando da solo una squadra veramente di merda. Spero di chiedere il trasferimento, vediamo se si può. Raga, un saluto da Veneziano, commenda Veneziano, commenda Veneziano, lo youtubers italiano. Commenda Veneziano, commenda Veneziano, commenda Veneziano, lo youtubers italiano.